Sì, ormai è tutto pronto. Le bandiere tricolore sventolano in tutta Vittorio Veneto. Saranno 3 giorni davvero intensi quelli che attendono e che impegneranno gli alpini tra il 15 e il 17 giugno per il raduno Triveneto. Una dunata che per gli alpini ha molteplici significati, dato che si svolge in concomitanza del centenario della fine della Grande Guerra. Nella città della Vittoria sono attese almeno 30.000 penne nere, pronte a portare allegria e a scrivere un'altra pagina importante di storia. Tutte le 25 sezioni che costituiscono il terzo raggruppamento dell'ANA, ovvero il Triveneto, più delegazioni di altre sezioni d'Italia e anche dall'estero, quindi saremo in tanti. I numeri? I numeri. Io mi auguro di raggiungere i 30.000 sfilanti alpini, ma si dice che nei 3 giorni potranno essere 100.000 le presenze in città. Per questo raduno si è deciso di dare un'attenzione particolare anche sul fronte della sicurezza. Attraverso i blocchi stradali innanzitutto, da una zona rossa interdetta assolutamente al traffico, una zona arancione dove il traffico sarà limitato. Tante le iniziative, dallo sfilamento delle salmerie con la lampada votiva della pace alla fiaccolata che convergerà in città partendo da tutti i comuni che fanno riferimento alla sezione, oltre allo scoprimento di una pietra d'inciampo alla memoria con incisa la data dell'evento del raduno posizionata ai piedi dei vari monumenti ai caduti.